È vero che non si può dire che abbia un particolare valore artistico, però secondo noi ha un valore simbolico per il quartiere. E appunto a me sembra che appunto questo valore simbolico non sia stato colto. E poi vorremmo comunque chiedere risposte al comune su cosa intenda fare, perché adesso hanno deciso di costruire nuovi alloggi popolari qua in via Riccardo Di Giusto. C'è stata la sollevazione legittima dei cittadini riguardo a questo, perché a questo punto i problemi del quartiere si accrescono, con persone che sono le più eterogenee anche dal punto di vista della nazionalità, perché ormai è un dato acquisito che il 30-40% dei nuovi residenti nei PPS sia di origine straniera, quindi questo comunque, al di là del giudizio che si può dare sull'immigrazione, crea problemi ai residenti che qua ci stanno da tanto tempo. Hai capito che no, vedi, bisogna anche io gli avrei dato. Poi voglio dire, il quartiere avrebbe anche la quantità di verde oggi, secondo me, potrebbe anche essere considerata sufficiente, cioè avremmo anche le potenzialità per vivere bene in questo quartiere. L'importante è che non si aggravi la situazione con politiche sociali sbagliate. E si era cominciato un pochettino a invertire la rotta, costruendo una serie di, c'è una parte di edilizia residenziale privata, quindi facendo venire persone di estrazioni anche molto diverse, ma insomma che avevano contribuito a migliorare anche come dire, la qualità del nostro quartiere, no? D'altro canto le persone che comunque vanno ad abitare nell'edilizia residenziale pubblica dell'Ater sono persone che comunque hanno un disagio sociale, perché fanno domanda per questo motivo. Capisco in una metropoli, in una grande metropoli, che questi problemi nei quartieri periferici ci possano essere, ma una città come Udine potrebbe essere ancora a misura d'uomo se lo si volesse. E si potrebbe rimediare all'errore fatto negli anni 60, quando sono stati creati questi PEP che hanno queste caratteristiche anche edilizie veramente allucinanti, perché insomma noi l'abbiamo chiamata edilizia residenziale sovietica, ma insomma al di là di questo, al di là della battuta, è proprio il fatto, l'idea di concentrare tutti i problemi sociali, anzi tutte le persone che hanno problemi sociali in una parte della città è un errore, perché sembra quasi che si voglia buttare tutta la spazzatura sotto il letto per non farla vedere, ma poi alla fine i problemi ci sono e rimangono, non scappano. Il dato è che gli abitanti, i vecchi residenti, scappano via anche perché non si trovano bene in questo quartiere, perché pensano che i loro problemi saranno aggravati dall'arrivo di persone che sono completamente diverse per cultura. C'è forse anche un dato economico, molti pensano che l'arrivo di queste persone porterà anche a una diminuzione del valore dei nostri immobili, per cui tutta una serie di paure, alcune fondate, alcune meno, fanno scappare via i vecchi residenti, fanno arrivare persone che col quartiere non hanno niente a che fare, e tutto questo aggrava la situazione. Cioè, è un circuito vizioso che lo si dovrebbe fermare, ma bisognerebbe essere molto determinati nel farlo con scelte precise. Ecco, su questo aspetto, se vuoi, io ti inserisco subito una domanda. La questione della convivenza, no, tra soggetti di estrazioni e culture diverse non è mai un esperimento facile. Tu personalmente
che elementi critici indicheresti che testimonierebbero quantomeno le difficoltà di questo esperimento? Estrazioni sociali differenti. Parliamo soprattutto di culture, adesso parliamo del fenomeno dei nostri tempi, che è appunto l'immigrazione. Noi abbiamo sempre detto questo, io parlo almeno come residente, il problema forse ancora non si è acuito come in altre parti della città, come la zona vicino alla stazione e nei dintorni, perché ormai non si può considerare soltanto Borgo Stazione toccato da questo problema. Però certo che l'aumento dell'immigrazione qua in via Riccardo Di Giusto è ormai esponenziale e col prossimo bando dell'ATRE questa sarà ulteriormente consolidata, questa presenza. Io penso una cosa, cioè noi l'abbiamo sempre detto, l'immigrazione non è tutta uguale, ci sono persone che per provenienza geografica arrivano con un bagaglio culturale che è molto vicino al nostro e per cui si assimilano in pochissimo tempo e i loro figli diventano italiani. Ci sono persone che provengono da altre aree culturali che vengono qua e pensano di imporre la loro cultura, da lì nasce lo scontro, questo è evidente, insomma, no? Gli udinesi, i friulani e gli italiani non sono mai stati un popolo razzista, e non lo saranno neanche domani. Però è certo che sono orgogliosi di avere una cultura che ha 3000 anni, quindi è ovvio che nel momento in cui qualcuno cerca di venire in Italia e imporre la propria cultura c'è un rigetto, questo almeno da parte di quelli che sentono con maggior forza questo orgoglio nazionale, questo orgoglio della propria cultura, della propria identità. Ma in che termini concretamente cercano di imporre la propria cultura? Beh, si è molto parlato dello scontro tra Islam ed Europa, tra Islam e Occidente. Credo che l'Islam sia una religione politica che in qualche modo abbia nel suo DNA l'idea di colonizzare o comunque di fare proprio dell'Islam tutto il mondo. Quindi, mentre il Vangelo lo faceva però in modo pacifico e cercando di convincere gli altri con un messaggio d'amore, l'Islam lo fa in altri termini e in modo molto più aggressivo. Noi rispettiamo l'Islam perché è una grande cultura e per esempio siamo molto vicini alla causa palestinese, alla causa degli arabi quando si oppongono agli stranieri che cercano di andare nei paesi arabi a imporre la propria cultura. Abbiamo assunto posizioni anche nei confronti dell'intervento in Iraq che consideriamo negativo, siamo contro la strapotenza degli americani che cercano di imporre la loro cultura al mondo arabo, questo l'abbiamo sempre detto. Quindi io penso che anche gli arabi e i musulmani capiscano la nostra battaglia perché a casa loro farebbero la stessa cosa. Quello che fanno loro adesso, oggi, che hanno fatto decenni fa contro il dominio inglese o francese, in qualche modo è vicino alla nostra cultura di oggi. Questa è un'invasione magari pacifica che si fa in modo diverso, però alla fine la sostanza è quella, noi difendiamo il nostro territorio, la nostra patria. Bisogna considerare una questione squisitamente numerica, non si può far finta che il dato numerico demografico non sia importante. Ora, le persone che provengono dai paesi islamici o dai paesi africani hanno un trend demografico qua da noi che è 3 volte quello delle famiglie italiane. Quindi noi dobbiamo fare una proiezione e capire quello che sarà Udine, il Friuli e l'Italia fra 20 anni. Non possiamo prendere decisioni non pensando a quello che succederà fra 20 anni.